Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente in una nuova partita multiplayer, pronti a vedere un po' questa nuova tattica che sono riuscito a sperimentare all'interno di questa partita. Ci ritroviamo direttamente contro un avversario dal nome molto familiare, infatti lo ritroviamo all'interno di questa parte di mappa con il nome Porsche e potete vedere che dispone di un esercito abbastanza versatile con dei cachi con moschetto a micce in prima linea, seguiti da alcuni cannoni Parrot, questi pappagallini sistemati direttamente in prima linea che iniziano a far fuoco, e nelle retrovie possiamo ritrovare della fanteria Orso Nero seguita da Marines americani e una fanteria di marina con 150 di portata, ovvero riescono a far fuoco in una maniera molto più vantaggiosa rispetto alle altre unità base. E nelle retrovie un'ultima fanteria Orso Nero seguita da alcuni Koki Konyari, ovvero dei semplici lancieri utili sia nel corpo a corpo che nel combattimento contro le unità di cavalleria. Per quanto riguarda il generalotto, eccolo qui, potete vedere che è un generale fuciliere che ci sa fare con i fucili, infatti guardate un po' le sue caratteristiche, si aggira intorno ai 100 nella ricarica, quindi è un vero e proprio assaltatore. Per quanto riguarda la cavalleria, dispone di due Kiko Yari rispettivamente potenziati a livello 9, quindi sono davvero molto duri da buttare giù. Dal lato opposto possiamo notare il mio esercito ragazzi, in prima linea possiamo vedere i cannoni Armstrong di livello 8 che si stanno avvicinando a questo pendio in modo tale da ottenere un vantaggio sui cannoni Parrot che continuano a far fuoco perché non si ritrovavano in portata. Il nemico ottiene una sorta di vantaggio poiché si ritrova a, possiamo dire, all'inizio della collina, non in cima, quindi i cannoni devono spostarsi necessariamente. In seguito possiamo notare le unità di cavalleria, ovvero che sono diverse, 4 cavallerie con Yari senza alcun potenziamento, ovvero nuove reclute appena portate fuori dal campo di addestramento, e in seguito una nuova tattica che sono riuscito ad elaborare, 3 cavallerie con revolver, poiché ci ritroviamo in fondi grandi. Nel momento in cui i fondi diventeranno più economici, le cavallerie con revolver verranno ridotte rispettivamente a quelle con Yari. Queste cavallerie con revolver, ragazzi, come potete ben vedere dal nostro omino accovacciato, si ritrovano nascoste all'interno di questo boschetto colpito da un leggero venticello, e verranno utilizzate per colpire il nemico soprattutto all'interno delle retrovie, visto che dispongono di una velocità di ricarica notevole, visto che non dispongono di un semplice fucile, bensì di diverse revolver e possono far fuoco in una maniera davvero molto rapida. In seguito la mia fanteria di linea, ovvero possiamo notarla, dispongo di 5 unità di fanteria Orso Nero, anzi no, 4 unità di fanteria Orso Nero, seguita da un'unità di uccello vermiglio e un dragone azzurro, delle unità molto versatili, rispettivamente potenziate, tranne alcune nuove reclute. Intanto continua il conflitto con i cannoni e come potete vedere le mie unità si ritrovano in grande svantaggio, infatti sono riuscito a perdere diversi uomini, ben 7 uomini sono stati mandati giù, e quindi il nemico si decide ad avanzare, soprattutto con tutto l'esercito. Il suo generale con il cavallo targato Porsche continua ad avanzare, infatti guardate quanto è veloce, si posiziona immediatamente al santuario che aumenta il morale di tutte le unità, e quindi non avendo più possibilità contro i cannoni Parrot che hanno fatto fuoco in maniera più vantaggiosa sulle mie unità, inizia a far fuoco sulla fanteria, che come potete vedere le unità iniziano a barcollare, e quindi l'unità maggiormente colpita è l'unità più potente, e quindi le cannonate cercano di raggiungere le unità con 150 di portata, ed ecco che il nemico cerca di raggiungere anche il secondo dojo, ovvero quello degli spadaccini, che aumenta l'attacco corpo a corpo e la carica di tutte le unità, attendendo probabilmente scenderà a conquistarlo. Inoltre ragazzi vi ricordo che questi cannoni Armstrong sono dei cannoni molto particolari perché contengono una velocità di ricarica davvero impressionante, ovvero 80 punti di velocità di ricarica, che sono fondamentali per uno scontro idoneo, ovvero vincente. Ed ecco che qualche cannonata riesce a perforare all'interno delle file nemiche, e sono riusciti a far fuori 120 uomini circa, e adesso ecco che attivo anche la modalità precisione aumentata per aumentare oltretutto la precisione, arrivando a 90 punti di precisione. Ecco qua le cannonate che arrivano direttamente nelle file nemiche, distruggendo definitivamente il morale. Inoltre vediamo un po', a breve il mio esercito avanzerà, intanto vediamo un po', la cavalleria con revolver cercherà di circondare il nemico per colpirlo dalle retrovie, ed ecco qua che i primi cavalieri iniziano a muoversi, tutta la fanteria, tutti i cavalieri iniziano a spostarsi in modo tale da far fuggire il nemico dal secondo dojo, poiché se nel caso il nemico conquistasse entrambi i doji, le mie unità sarebbero costrette ad avanzare, poiché avrei un tempo limitato di 10 minuti per far fuori il nemico. Una nuova regola anti-camper ragazzi, utilissima per evitare alcuni, come possiamo dire, una stabilità molto avanzata. E come potete vedere le mie unità iniziano ad avanzare, queste unità appena scelte, queste nuove reclute, seguite dalla cavalleria con revolver che il nemico non deve assolutamente vedere all'interno dei
dai boschi. E ovviamente i cannoni Parrot avranno terminato le munizioni dopo tutte queste gran cannonate che hanno lanciato all'interno di questo pendio, come potete ben vedere. Ah no, ancora hanno delle cannonate, dannati. Ed ecco che il nemico avanza con dei Kikoyari, dei cavalieri specializzati nel corpo a corpo tra cavallerie, e stranamente non attacca le unità, infatti si becca solo qualche bella pallottolina e qualche unità viene gettata all'interno del letto del fiume. E con delle unità di cavalleria cerca di raggirare questa sorta di pendio. E le mie unità, ovvero la fanteria Orso Nero e il Dragone Azzurro, cercano di, come possiamo dire, cercare di intercettare queste unità che a breve le attaccheranno. E intanto le mie unità di Kikoyari cercano di intrattenere il nemico dal lato sinistro, mentre dal lato destro, come potete vedere, i Dragoni Azzurri cercano di andare avanti, delle unità molto basilari che sono state scelte appunto per necessità, e il nemico sbaglia poiché fa fuoco direttamente a questi Dragoni Azzurri che non detengono di un'importanza molto accurata. Ed ecco che in sostituzione all'attacco arrivano direttamente le 4 cavallerie Cogliari, seguite anche da qualche proiettile proveniente dalla fanteria Orso Nero, pronti a intercettare questi dannati Kikoyari che danneggiano il morale delle nostre unità. Vediamo un po', ed ecco qualche altra cannonata che arriva. Questi dannati cannoni Parrot hanno direttamente le casse di munizioni completamente piene. Intanto ecco le mie unità che si sono avvicendate all'interno di questa collina in attesa che le unità si avvicinino. Come potete vedere i cocchi cogliari cercano di avvicinarsi alle unità che li attendono definitivamente, e così in attesa della fanteria di marina con 150 di portata cerco di allontanarmi per evitare incessanti perdite. Come potete vedere l'unità nemica è stata appena adesso distrutta, ovvero i Kikoyari sono stati fatti a pezzi da queste belle lance, e un'altra cavalleria si è lanciata addosso al nostro generalino che è andato via, come potete ben vedere, e sono state completamente distrutte. Come potete ben vedere l'assalto è iniziato, i proiettili iniziano a uscire fuori dalle canne dei fucili mentre la cavalleria inizia a raggirare il nemico dal lato destro. Un segnale molto importante, ragazzi, è questo simboletto che vedete in alto, il fuoco di soppressione, che aumenta la velocità di ricarica di ogni unità, diminuisce la precisione ma influisce sul morale. Un'abilità che consiglio, ragazzi, soprattutto in questi combattimenti ravvicinati. Potete vedere che adesso la cavalleria con revolver non nasconderà più la sua copertura e cerca di raggirare il nemico dal frontone sinistro, mentre tutti i Kikoyari, ovvero la cavalleria armata di lancia, cerca di colpire il nemico dalle retrovie. Il primo bersaglio è la Porsche del generale, questa bella Porsche Cayenne da buttare giù e da graffiare per benino con queste lance. Benissimo, intanto il generale cerca di darsela a gambe e la fanteria di marina rimane praticamente un ottimo bersaglio per le nostre unità, ed ecco che la colpisce definitivamente. Con un'ottima carica riescono a distruggere numerose unità. Ed ecco la cavalleria con revolver direttamente dalle retrovie che continuano a far fuoco con le loro care pistoline. Guardate un po' che sono fighi questi cavalieri con revolver, che dispongono anche di una bella sciaboletta per qualche combattimento corpo a corpo. Eccoli qui, ed ecco che le 3 unità che si avvicinano e i cocchi con moschetto a miccia cercano di fare qualcosa per cercare di intercettarli. I cocchi con moschetto a miccia, ragazzi, non sono molto utili in combattimento perché sono degli schermagliatori con una portata molto ridotta e un numero di unità molto ridotto. Intanto dal frontone principale sono riuscito a far fuori le fanterie che ritrovavamo qua vicino, e altre fanterie come la fanteria Orso Nero sta cercando di ingaggiare la fanteria di marina. Ed ecco qua che le cavallerie con revolver nelle retrovie adesso hanno subito qualche proiettile da qualche unità che si è svegliata un pochettino, ed ecco che sono barcollate un po', però sono riuscite a intercettare davvero numerose unità. In questo caso ho effettuato diversi errori perché dovevo ritirare le unità, comunque ero molto attento per quanto riguarda la fanteria di marina e quindi la sua distruzione definitivamente dalla battaglia. Ed ecco altre unità che continuano ad avvicendarsi, e i Marines americani con 150 di portata raggruppati all'interno di questo piccolo quadratino continuano a subire perdite, mentre le unità di revolver continuano a far scaldare le proprie canne buttandoli al tappeto in una maniera proprio fantastica. Come potete vedere dispongo anche del mio caro generale con 10 uomini, perché quei dannati pappagallini là in basso, anzi là giù all'interno di quel parapendio, li hanno decimati con quei dannati cannoni, e ormai rimane l'ultima fanteria Orso Nero che è stata, come potete ben vedere, necessariamente distrutta sia dalle revolver che dalle unità di fanteria Orso Nero. Una tattica abbastanza convincente che può essere utilizzata in diversi ambiti, soprattutto in mappe dove i boschi non mancano. Eccoci ragazzi all'interno di una nuova partita in Shogun 2 Total War.
War. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno di una modalità 2 contro 2. Al mio fianco potete ritrovare Christian G94 con il suo rosso acceso appartenente al suo esercito, con ben 4 unità di cavalleria con Yari, e in seguito diverse unità di lancieri, ovvero dei lancieri di leva, seguiti da alcune unità di fanteria orso bianco ed orso nero, rispettivamente nuove reclute. Dal mio lato, dal mio frontone, potete notare 3 unità di cavalleria che, come potete ben vedere, appartengono al genere offensivo, come per esempio queste 2 unità di cavalleria con Yari, e in seguito questa bella cavalleria della guardia dello Shogun che, come potete ben vedere, si stanno avviando per la conquista del dojo principale, ovvero del santuario, che aumenterà il morale di tutte le unità. La cavalleria della guardia dello Shogun è una cavalleria molto particolare perché può essere utilizzata in maniera versatile, cioè può essere utilizzata con le altre cavallerie in maniera molto particolare, e inoltre potrà anche aumentare il morale delle unità circostanti, essendo un'unità di elite. Per quanto riguarda le mie unità di fanteria, dispongo di 3 unità di fanteria orso nero, seguite da questi 2 belli uccellini vermigli che stanno svolazzando verso le cavallerie nemiche, che a quanto pare si stanno dando una mossa verso il dojo degli arcieri, che è fondamentale all'interno di queste partite perché aumenta la velocità di ricarica di tutte le unità ed è una sorta di luogo di stazionamento di unità e soprattutto di munizioni nel caso le finissero le unità circostanti all'interno del dojo stesso. Il nemico, come potete vedere, sta avanzando con una bella unità di cavalleria con Yari, seguita dal generalino chiamato Modern Sparkinecht, ed ecco, attenzione, osserviamo benissimo questa cavalleria che si sta avvicinando alle unità degli uccellini vermigli pronti a spezzargli le ali, ma nelle retrovie troviamo la cavalleria della guardia dello Shogun che si è fatta notare e cerca di avanzare per bloccare l'avanzata della cavalleria nuova recluta, ovvero senza alcun potenziamento, con Yari, che la caccerà in una velocità abbastanza breve. Potete vedere che qualche proiettile salta fuori dal moschetto del generale, ma in seguito potete anche notare le unità di fucilieri di Tosa seguite dalla fanteria della guardia imperiale, e in seguito numerose unità sempre imperiali, ovvero legato all'imperatore, questo caro avversario che ritrovo contro, e inoltre delle Gatling, ovvero queste mitragliatrici semimobili che sta facendo avanzare per distruggere definitivamente il mio esercito. Intanto qualche unità di cavalleria subisce qualche perdita, appunto dopo lo scontro cerca di sistemarsi e quindi qualche soldatino cade giù da cavallo. Intanto, come potete ben vedere, all'interno di questo luogo, ovvero all'interno del santuario, le unità di Christian scendono giù per conquistare direttamente il santuario, mentre l'esercito blu, ovvero l'esercito che ritrova di fronte il mio alleato, dispone di diverse unità di fanteria orso nero, orso bianco, che sono avvicendate anche, che si avvicendano all'interno di questo boschetto con nelle retrovie degli shogitai, ovvero dei macellai addestrati nel combattimento corpo a corpo. E il generale potete notare che è un amante del Winchester. Ed ecco che avviene lo scontro direttamente contro le unità nemiche, ovvero la fanteria imperiale inizia a farsi sentire sulle unità abbastanza stanche di uccellini vermigli, che, ragazzi, sono delle unità fondamentali all'interno di ogni combattimento perché, come potete ben vedere, dispongono di un morale davvero molto elevato, 12 di morale base, però adesso che è stato conquistato il santuario, dispongono di un aumento del morale nettamente superiore alla norma. Come potete ben vedere, sta iniziando lo scontro, diamo un'occhiatina alla prospettiva del nemico in inquadratura all'angolino basso. Ecco, questa è la cara fanteria imperiale che dispone 99 di abilità nella ricarica, avendo conquistato il dojo degli arcieri, e sparano come se avessero nelle mani dei mitragliatori, come potete ben vedere, e praticamente le mie unità si ritrovano in netta difficoltà. Infatti sul frontone destro le unità iniziano a perdere colpi e quindi entra in gioco la cavalleria, sia dal lato sinistro con Christian G94 che attacca direttamente le unità nemiche, e dal lato destro con Iki Koyari e la cavalleria della guardia imperiale che iniziano a farsi sentire attaccando direttamente questi fucilieri di Tosa. Se non avessi avuto la cavalleria, ragazzi, non saprei come avrei fatto. Infatti, come potete ben vedere, le unità arrivano direttamente sul nemico e le mandano in fuga, come potete ben vedere. E adesso anche il generale, questo Modern Sparkinecht, fugge. Infatti le unità di fanteria orso nero non ce l'avrebbero fatta se non fosse stata per queste grandiose cavallerie. E adesso, dopo aver fatto fuori il nemico nero, possiamo conquistare tranquillamente il dojo degli arcieri per avvicendarci immediatamente contro le unità nemiche. Christian, ecco che
con un po' di fretta attacca direttamente Minamoto, il generale nemico, e quindi qualche unità di fanteria orso nero riesce a fargli secca qualche unità, attirando direttamente questi Kikoyari nella trappola nemica. Ma dall'altro lato potete vedere che nasconde direttamente una cavalleria pronta per ogni evenienza sull'altro frontone. Così tutte le mie unità si avvicendano per combattere il nemico. Intanto il nemico, come potete ben vedere, ha sprecato i suoi soldi per quanto riguarda le Gatling, che non ha utilizzato, le ha fatte muovere inutilmente, ed ecco che adesso la fanteria orso nero, fortunatamente l'unità di Kikoyari di Christian si rifugia all'interno del boschetto e non viene colpita dalle unità di fanteria. Così riusciamo a distruggere anche questa BB Omega appartenente al nemico con diverse moschettate, ragazzi, e adesso il nemico inaspettatamente avanza con tutte le unità di fanteria e purtroppo l'unità che ritroviamo di cavalleria sulla sinistra viene colpita da una serie di moschettate che la butta direttamente al tappeto, pronta a tornare all'interno dell'accampamento. Come potete ben vedere, le mie unità di cavalleria si avvicendano all'interno delle retrovie nemiche per colpire definitivamente alle spalle le unità, e questo mette appunto in difficoltà il nemico, facendolo muovere, effettuando dei movimenti un po' errati, e così grazie a questa perdita di tempo del nemico riesco a far muovere la mia fanteria orso nero per bersagliare immediatamente il nemico, che dispone, come potete ben vedere, delle unità di orso bianco non adeguate all'interno di questo combattimento. Ed ecco che arrivano direttamente anche questo plotone appartenente a Christian, diversi schermagliatori e diversa fanteria di linea per contrastare direttamente il nemico, mentre da questo frontone sinistro, come potete ben vedere, non sta accadendo nulla perché si stanno avvicinando appena adesso le unità appartenenti al mio alleato. Ed ecco che attivo l'abilità chiamata raccolta per rassicurare le mie unità, anche se non c'era di bisogno, ed ecco qua che potete ben vedere le unità di cavalleria appartenenti al mio esercito che continuano ad avvicendarsi all'interno di queste foreste, cercando quindi un'altra mossa errata del nemico, che come potete ben vedere l'unità nemica ha attivato l'abilità Gambat, che a quanto pare è un'abilità che aumenta sia il morale che l'abilità delle unità nello scontro, e possono ottenere un certo vantaggio. Come potete vedere erano già in parità. Ecco che alcune unità di fanteria orso nero colpiscono i moschettieri del mio alleato e li decimano in una maniera proprio assurda, ma ecco che alcune unità di cavalleria entrano in aiuto ovvero in soccorso, e cercano di mandare via alcune unità. Come potete ben vedere, ecco altre unità di cavalleria che scendono direttamente dalle montagne per attaccare direttamente il generale, e così ormai la partita si mette dalla nostra, nonostante gli Shojitai iniziano a spezzettare qualche cavallo, ma ormai le cavallerie si ritrovano all'interno delle retrovie nemiche ed è davvero molto dura riuscire a rispedirle nell'aldilà, ed ecco che numerose unità di fanteria riescono a scendere giù dalla montagna per contrastare queste altre unità di orso nero che ritroviamo, ma ormai non c'è più niente da fare, ragazzi, perché ormai anche le katane si ritrovano senza alcuna preda, sono riuscite a mancare la cavalleria, quindi si avvicendano verso la fanteria orso nero del mio alleato, che come ho visto adesso dispone anche di alcuni arcieri che possono essere utili soprattutto nei combattimenti dalla lunga distanza. E come potete ben vedere ormai abbiamo ottenuto un'importante vittoria. Come potete ben vedere adesso anche gli Shojitai che cercano di scalare questa montagna direttamente in salita, perdendo numerose unità, perché soprattutto gli Shojitai, ragazzi, come potete ben vedere, non dispongono di un'armatura abbastanza elevata, e infatti appena 2 di armatura hanno direttamente sul petto 2 fasce e con diversi proiettili vengono mandati in fuga. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!